Allora, il primo tempo no, non sono d'accordo. Il primo tempo è stata una partita equilibrata dove abbiamo avuto tutte e due il pallino del gioco, attaccavano loro e attaccavamo noi. Il secondo tempo è vero, dopo ci siamo un po' seduti sull'1-0 e loro sono una squadra di palleggiatori, sono una squadra molto molto brava, impostata bene e messa bene in campo tatticamente. Sono tutti molto giovani e tutti molto bravi con i piedi. A quel punto abbiamo cominciato a giocare con palla lunga. Il problema è che Rida ho dovuto farlo uscire per il fatto che era ammonito e oltretutto una diffida sembrerebbe pesante, nel senso, cioè, è stato ammonito. Adesso non lo so se in finale conterà o se come nei campionati quelli seri le diffide in finale vengono tolte, cioè nel senso la squalifica in finale viene azzerato tutto. Mi dispiace solamente perché uno come Rita non può mancare a una finale, che purtroppo noi abbiamo pagato perché l'abbiamo giocata. Cotton è fortunato che è andato in finale senza giocare la partita, non si capisce perché. Il Bar Crystal non aveva gli uomini. È una cosa strana, ma strana nel senso che comunque non è giusto che una squadra deve fare una semifinale per forza spostando una partita e l'altra squadra invece non gli viene neanche chiesto di spostarla. Poi il Cotton l'avrebbe anche spostata perché sono sicuramente sportive e l'avrebbero spostata. Mi dispiace solamente che noi perdiamo un giocatore importante in finale. Assolutamente sì. Il Peperino e la Lazio secondo me sono due squadre da tenere proprio sotto controllo, sono fortissime. L'hanno dimostrato sia contro di noi ma sia contro il Cotton, perché comunque io sono andato a vedere tutte e due le partite che ha fatto il Cotton contro la Lazio e contro il Peperino. Il Cotton ha meritato perché, ripeto, squadra di giocatori veri, però gli hanno dato filo da torcere fino in fondo. Sì, la partita è un classico quest'anno. Ho fatto i conti che se facciamo tutto quello che dobbiamo fare incontreremo il Cotton 5 volte. Mi sembra un po' troppo. Forse quello che dico è che una squadra che arriva prima, in fondo, la prima cosa che deve essere guardata è gli scontri diretti e a quel punto avremmo magari avuto uno la meglio vincendo a casa loro e pareggiando qua. Mi sembra un po' ingiusto dover fare uno scontro finale, oltretutto con una squadra che, ripeto, tanto di cappello, che secondo me sono sempre quelli da battere perché sono i campioni in carica.